È stata una bellissima festa, nonostante il tempo abbiamo avuto una risposta grandissima da parte delle associazioni. È bello vedere questi volontari che grigliano anche sotto le prime gocce di pioggia. Per fortuna siamo riusciti a chiudere la manifestazione e siamo riusciti a premiare veramente il comitato festeggiamenti di Campea, che ha fatto una grigliata veramente strepitosa. Anche negli anni passati, in caso di siccità, ci si affidava sempre alla madre di San Piero perché portava la pioggia. Non si è smentita neanche questa volta. Comunque un grazie a tutti, alla Proloco che ha organizzato in maniera impeccabile, ma soprattutto alla maturità di chi era sotto questo tendone ed ha saputo comportarsi in maniera saggia. Di essere noi a rappresentare il Proloco di Refrontolo e proprio per dare anche più risonanza e peso alla iniziativa che stiamo portando avanti di raccolta di firme per sostenere il presidente della Proloco, Walter Scapol. Molto emozionato per quello, no? No, come diceva Giovanni, abbiamo voluto, piuttosto di lasciare la griglia vuota della Proloco di Refrontolo, siccome che le griglie sono 21 imperniate sulle 21 Proloco del Consorzio, ci sembrava abbastanza, diciamo, solidale che i due presidenti, Umbli e Consorzio, fossero loro che vanno a sostituire il presidente della Proloco di Refrontolo o i collaboratori della Proloco di Refrontolo su questa iniziativa. Essere presenti, essere solidali, essere partecipi fino alla fine. Sì, ormai coppia affiatata, non si cambia. Non è specificato che tipo di guarnizione, quindi la guarnizione meglio no, queste è qua le guarnizioni. Dobbiamo ancora cominciare, quindi siamo agli inizi. Beh, si comincia col pollo, è quello più delicato. È il primo anno che noi la facciamo praticamente, che l'ho fatto l'anno scorso, ma l'anno scorso il tempo è stato quello che è stato, quindi è un'esperienza nuova anche per noi. Quindi. E per il tempo che come l'anno scorso non promette bene, speriamo bene e comunque in ogni caso, comunque vada, sempre un successo sarà. Lo spazio è poco e quindi abbiamo poco tempo, dobbiamo cercare di recuperare il più possibile il tempo per avere l'ultima disponibilità per la carne. Senza tanti segreti, un po' di salvia sulla griglia. I vittoriosi si vedono sempre alla fine, quindi aspettiamo il giudizio dei giudici. Siamo pronti e vinceremo quest'anno, proveremo almeno. Sono l'assistente di Alessandro, non ho mai fatto la griglia, che vada come vada. Quest'anno abbiamo pensato di portare un fusto in modo da dare a bere a tutti quanti, anche poi mettiamo fuori il salame, un po' di formaggio, così tutti quanti facciamo la festa e che vinca il migliore. Il vostro cappello è mitico. L'abbiamo preso anni e anni di selezione per prendere questo cappello. I pomodori con mix di verdure e ripiene, pertanto penso che sia una cosa eccezionale, piccantina. Stiamo preparando la carne per la cottura, per poi la cottura la saliamo e sistemiamo poi il grasso. Noi adesso è il pollo. E l'arma vincente segreta? La stiamo usando. Vi vedo ottimisti e in forma. Sì, dai, per essere la prima volta ci sta, dai, via così. Dobbiamo cercare di tenere alta la bandiera, dare il meglio per i nostri amici. Ho costruito dei taglieri apposta per fare questa manifestazione qua, che mi sembra che non sia una roba, un piatto
venga fuori bene insomma alla fine. È uno studio che stiamo facendo da giorni e speriamo bene sulla buona riuscita della nostra gara. Lo spio bibone quelli ci sono, però stavolta ne ha ingaggiato a fare la grigliata e ci proviamo. Grazie a tutti quanti i partecipanti e a tutti gli spettatori. Viva il tifo per la Brace! Ci tenevamo, dopo 3 anni che partecipiamo a questa manifestazione, volevamo fare il massimo, dare il massimo e ci siamo riusciti. Grazie a tutti. Grandi feste nella Proloco di Campea. La prossima volta speriamo di vincere ancora a questo punto.